quest'anno per Natale, ma soprattutto per Babbo Natale, prepareremo dei biscotti con delle formine un po' particolari. Decoreremo la sfoglia con questi stampi che sono veramente molto carini e poi ritaglieremo il tutto con queste formine. Quindi scegliete voi chiaramente quelle che avete a disposizione o quelle che avete già acquistato. Io utilizzerò il fiocco di neve, il cristallo di ghiaccio, in questo per intenderci, le stelline, la stella cometa e qualcosa di smerlato per ricalcare appunto queste formine particolari. Volendo questi biscotti li potete anche decorare con della glassa colorata, ma io ve lo sconsiglio perché già stiamo mettendo lo zucchero e sappiamo che Babbo Natale avrà dei problemi con la glicemia se continua a mangiare i biscotti così, quindi facciamo dei biscotti frollini tradizionali con delle forme molto simpatiche. Iniziamo la nostra ricetta da 300 g di farina 00. Questa andrete a setacciarla per bene, mi raccomando. Ora con un coltellino andiamo a ricavare la polpa da un baccello di vaniglia bourbon. Potete utilizzare anche della vanillina o degli estratti di vaniglia, ma questa è meglio, è decisamente più profumata. Questa è la polpa che abbiamo ricavato, andiamo quindi ad aggiungerla alla nostra farina. E questo chiaramente non buttatelo, lo potete utilizzare aggiungendolo anche a un pacco di zucchero, basterà infilato nello zucchero per aromatizzarne anche 1 chilo, quindi non si butta via niente. Aggiungiamo anche 150 g di zucchero e io in questo caso ho utilizzato anche altra vaniglia perché voglio che sia bello profumato. In un piattino andiamo ad aggiungere 2 tuorli, mi raccomando solo i tuorli, è fondamentale, e un pizzico di sale. Quindi andiamo a rompere le uova con una forchetta e sbattiamole leggermente, solo per incorporare il sale. Lasciamole così 10-15 minuti, poi coperte con pellicola. Intanto che i tuorli stanno riposando e quello che vi ho fatto fare serve per far accentuare il colore rosso del tuorlo, andremo a ricavare 150 g di burro a dadini. Questo è un burro senza lattosio, è fondamentale che sia senza lattosio perché per questo tipo di lavorazione serve così, mi raccomando. Ecco il nostro burro tagliato a cubetti, qua sono proprio 151 grammi, quindi ci siamo. Andiamo adesso ad incorporare i nostri tuorli alla farina, mescoliamo per bene, quindi cominceremo ad incorporare il nostro burro. Vedete come i tuorli sono diventati più intensi come colore? Bene, adesso incorporiamo per bene, qua utilizzeremo le mani, quindi non vi filmo tutta questa procedura. Aggiungeremo quindi anche tutto il nostro burro, lavoriamo velocemente e quindi il nostro panetto verrà ricoperto con pellicola e in frigorifero per un'oretta. Ed in pochi minuti ecco il nostro panetto. Allora questo, come vedete, è plastico, non appiccica, quindi va bene così. È proprio una frolla questa, è senza lievito, quindi potrebbe rimanere un po' difficile da tirare, tenderà a spaccare un pochino, è normale, è quel tipo di frolla, però per questa lavorazione va fatta questa. Eccoci qui, quindi pellicola, frigo, un'ora. Allora iniziamo, quindi distribuiamo la farina sul banco, il nostro panetto è qui, usiamo degli spessori per il mattarello, quindi facciamo circa 0,4-0,5 cm e poi andremo a ricavare le forme. Allora, una volta stesa a quello spessore che vi ho detto, iniziamo a ricavare qualche disegnino con questi stampi. Appoggiamo il nostro stampo, premiamo e vediamo come viene. Guardate, molto carini. Continuiamo così con tutti i disegni che vogliamo realizzare e quindi poi ritagliamo con le nostre formine. Ora con questi cerchiamo di ricavare la forma che ci serve sfruttando questo disegno sotto, cercando di non toccare anche le altre, ecco, io direi così, e poi estraiamo la nostra forma. Quindi premiamo così. Ah, che carini! E poi li mettiamo nella teglia. Allora, vi faccio vedere il risultato che stiamo ottenendo, che è questo. Sono veramente molto carini. Anche fatti tondi sono carini questi, però questi sono un po' particolari, quindi continuiamo. Allora, i biscottini sembrano venuti proprio bene, quindi non ci rimane che andare a scaldare il forno, 175 gradi, calore dal basso e ventilato, per circa 15 minuti.
però chiaramente controllate perché il mio forno è lento, quindi potrebbe andare bene anche a 160 gradi ventilato, controllate il vostro forno. Ed ecco i nostri biscottini per Babbo Natale pronti. Come vedete hanno mantenuto il disegno e qui li serviremo con un alberello molto carino, il classico bicchiere di latte e un villaggio di Babbo Natale, dove i regali vengono preparati dagli elfi per i vostri bambini. Buon Natale!